Buongiorno a tutti dal vostro amico chef Tony Sardeon, lo chef dei due mondi che ha unito la cucina del nord con la cucina del sud. Oggi vi propongo una ricetta che si intitola i bigui in salsa. È un piatto tipicamente veneto, bigui seria gli spaghetti, qualcosa del genere, ecco, in salsa. Per fare questa salsa è importante che voi ci abbiate le cipolle, quelle dei tropei, le affettete e le mettete nel teghe, che ho già messo, e girate praticamente, rosolete. Se dopo mezz'ora le cipolle non segnano ancora dorate, vuol dire che vi siete smentegati di impissare il fuoco. Comunque fa niente, non importa. Poi continuate, e che sono un po' di olio, un filato di olio, ecco, un po' di vino, che questo me lo bevo io, che non sarei tanto fine, però ecco. Anche se siamo in televisione, non importa, in diretta. Ecco, guarda, continuate a mescolare queste saffritte di cipolle, no? Finché ne diventa dorate. Dopo mezz'ora che stai col mestolo in mano, pare che sia un deficiente, ma non importa, poi continuate. Quando che raggiunge finalmente il colore dorato, guarda, c'è le acciughe, che l'importanza delle acciughe, sì, che le venga pescate a Taranto, dove c'è l'Ilva Mare, anzi c'è proprio una ditta che produce praticamente anche le sardine, ho scritto Ilva Mare. Guardate, le c'è queste sardine, e sei sicuri, non occorre neanche che le lave, perché sono talmente purificate dal petrolio, da tutti quanti i minerali, piene dei prodotti minerali, e le mettete dentro a rosolare insieme alle cipolle. Può capitare qualche volta che si fonde direttamente anche la padella, perché insomma è talmente piena di vita con queste acciughe, e vi fonde anche la padella. Quando è tutto pronto, guardi, versate gli spaghetti o le orecchiette. Sarebbe meglio versare le orecchiette, così facciamo le cose giuste, anche perché abbinare a questo piatto, come abbinamento, vi propongo il vino recotto. Ecco, perché le orecchiette e il vino recotto si combinano bene insieme. Se combina anche meglio, se volete, dopo che avete un fiato di recce, magari quella sera a cena, invitati o qualche che così sei a posto e siete liberamente, politicamente corretti. Ecco, se non avete il recotto, portate l'acqua del rubinetto. Se anche l'acqua del rubinetto lasciate il tappo, cosa dovete fare? C'ha a me l'idraulico e di seri. Devi, non te capisci, un tubo, il tubo dell'acqua, stai capito? Ciao a tutti dal vostro amico Tony Sardeon. Far de manco de mañana.